C'era l'addetto all'irrigazione e l'addetto alla potatura. C'era chi si occupava del concime e chi della raccolta. Altri provvedevano alla lavorazione e altri ancora al trasporto. Una vera e propria fattoria, quella che i padrini di Cosa Nostra avevano realizzato nel cuore della provincia palermitana, fra San Giuseppe Jato e Camborreale, per la produzione di 6.000 piante di cannabis. I boss si erano appropriati di un fondo coltivato a oliveto per impiantare la loro fattoria. L'avevano sottratto a un'anziana. Ma tante precauzioni sono servite a poco, perché i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Monreale intercettavano già da tempo i mafiosi imprenditori agricoli. E questa notte sono scattate le manette nei confronti di 8 persone al termine delle indagini coordinate dai procuratori aggiunti Principato e Teresi e dai sostituti Del Bene, De Montis, Barbiere e Paci. Si tratta di Giovanni Battaglia, 28 anni, nato ad Alcamo ma residente a Camporeale; Baldassare Di Maggio, 34 anni, di San Giuseppe Jato; Pietro Ficarotta, 44 anni, nato a Platania in provincia di Catanzaro e residente a San Cipirello; Raimondo Liotta, 47 anni, di Camporeale; Salvatore Lovoi, 24 anni, oggi di San Giuseppe Jato; Giuseppe Mulè, 31 anni, di San Cipirello; Antonino Parrino, 42 anni, di San Giuseppe Jato e Rosario Parrino, 29 anni, di San Cipirello. Qualche mese fa i mafiosi hanno capito di essere seguiti e hanno preferito smantellare la fattoria. Le 6.000 piante sono state divise fra 3 coltivazioni più piccole. I carabinieri li hanno comunque individuate e l'ultimo affare dei clan è andato in fumo, soprattutto perché è stato sequestrato il prodotto finito, 50 kg di marijuana. Con questa quantità di droga i boss avrebbero potuto ricavare 50.000 dosi, ognuna da vendere sul mercato a 7-8 euro.